il primissimo, sono andata alle vacanze di terza elementare, quei 3 mesi estivi, a tenere 2 bambini a una signora che abitava vicino a casa di mia mamma, nostra, che faceva la sarta, e tenevo i bambini, ma sfregavo le posate, lavavo, sai, una volta le posate si sfregavano con la sabbia per pulirle, non c'erano le sabbia e mani e, dopo, e acqua, e dopo lei e loro li si acquavano sull'acqua solo. Ma c'era il sapone, il detersivo? Niente detersivo, non l'ho mai visto là. Lei mi dava, siccome che era una famiglia, aveva tanti figli, aveva 4 figli, me ne dava di bei mucchi. Ero intanto che i 2 gemelli correvano per il cortile, io sfregavo, le lucidavo le posate che erano di ottone una volta. Hai capito? Con l'acqua e la sabbia. E dopo in casa lei le si acquava. Cenere, non so, roba del genere. No, la cenere si lavava la biancheria un tempo, ma là dalla tua... E quanti soldi ti ha dato delle vacanze? Non so niente, perché si andava mia mamma. Anzi, non credo niente, perché mia mamma mi aveva mandato là perché a me piaceva fare la sarta, credendo che suo marito mi avrebbe preso nel suo negozio a imparare a cucire, invece di prendere me ha preso un'altra ragazzina che poi lei non gli è neanche piaciuto, e dopo quando che lei non imparava niente ha chiamato me. Quindi sei andata poi sono andata, ma poco, perché poi mi è saltato fuori, che è venuto fuori sto capitano pilota che si chiamava Cioni Sergio, dalla Sardegna, sardo era lui, e sono venuti ad abitare nella casa, nella villa dei Peressinotto, perché lui era un capitano pilota di quelli di primi aerei a reazione, e avevano anche loro 2 bambini. Quindi quanti mesi sei stata? Sono stata un bel po', perché dopo è nato il bambino, poi è rimasta incinta ancora, sono stata 2 anni. Sì, sono stata 2 fin poco prima che dopo mi hanno fatto il libretto di lavoro, che ho potuto, dopo mia mamma è venuta via da Castagnoli, è venuta a star qua perché il padrone l'ha sfrattata, è venuta a abitare sulla casa di mio nonno qua, dove abitavamo una volta, che sapevi anche tu dove abitavamo, ti ricordi? Sulla casa vecchia dei contadini di mio nonno. Com'era la vita da questo capitano? Cosa facevi? Io? Allora mi alzavo la mattina alle 5, e perché dovevo lavare la roba sporcata il giorno prima e sciacquare quella che poi si metteva su, come dicevi tu, sulla cenere, ma noi la mettevamo in baracchina, perché i bambini, sai, non c'erano i pannolini di adesso, c'erano i ciripà, tutta roba di tela. Allora la lavavo alla mattina presto e la mettevo sotto baracchina e rimaneva là fino alla mattina dopo, e sciacquavo quella che era stata messa il giorno prima, e per le 8 dovevo aver fatto tutte queste cose qua, perché dopo lavavo, sciacquavo, andavo a stendere, mettevo a mollo l'altra, e alle 8 dovevo essere pronta, perché quando si svegliava il bambino fare il bagnetto insieme alla signora, mi aiutava anche lei perché ero piccola ancora a fare i bagnetti ai bambini, e dopo stavo tutto il giorno con i bambini. Per finire il discorso del lavare, solo varechina, non detersivo? No, sapone, ma anche sapone, poi la varechina era per togliere le macchie, sapone, delle cacche, diciamo, dei bambini. di Marsiglia, sapone... Sì, sapone, quei pezzi di sapone là grandi che ci sono anche adesso, quei saponi che c'erano una volta. Marsiglia, sì, era proprio, si chiamava Marsiglia proprio una volta, ecco. Allora io tutto il giorno stavo con i bambini, poi intanto che loro andavano a fare il sonellino, allora io aiutavo in cucina, perché avevano anche la donna di servizio che si chiamava Maria Bonaria, era della Sardegna, della Sardegna anche lei, sempre stata là con loro. Aveva 58 anni mi pare che ne avessi, non mi ricordo, cattiva come una bestia. Poi lei dopo è successo che loro avevano sempre gente a cena la sera, perché facevano una vita da lusso, diciamo, da signori. Allora venivano i colleghi di lui, amici di lei, e poi loro andavano, quando non c'era gente a cena, andavano tutte le sere o a teatro o al cinema. Allora io dovevo aspettare alzata e stiravo tutta la roba dei bambini, perché nessuno la toccava la roba dei bambini, solo io. La stiravo, la piegavo, e poi se finivo prima dovevo stare sveglia e aspettare che arrivasse, perché loro strombettavano la macchina dalla strada, io dovevo correre, andare a aprire il cancello. Ecco, quello era il mio terrore, dover andare fuori di notte, perché c'erano tanti cani là sulla zona, avevo paura, insomma, attraversare col buio sto cancello, sto cortile. Ma come dici, in via Lancieri Novara è Treviso? Sì, qua a Treviso. Prima Castagnoli, ma dopo hanno trovato questa casetta qua e sono venuti ad abitare a Treviso. Dopo non so quanto tempo sono stata a Quindi Castagnoli. tu venivi a dormire qui in casa? Dormivo da loro. Non da tua mamma, dormivi stavo là e sai dove dormivo? Nel scantinato dove avevano il carbone
delle caldaie. Perché c'era una cameretta, ma avevano sempre ospiti e allora la cameretta la davano agli ospiti. E allora a me hanno messo una brandina, hanno fatto un posto, mi hanno mandato indietro il carbone, hanno appoggiato una brandina e io dormivo là. E in fianco avevo la finestrella che dava sul campo. E avevo sempre anche di là tanta paura la notte che venisse qualcuno dentro questa finestrella. E queste le cose delle paure che me le ricordo tantissimo. E quel carbone? Ero piccola. Quel carbone non ti faceva impressione a dormire? No, il carbone non mi faceva niente, quello che avevo paura è della finestrella. Eri da sola? Sì, perché loro dormivano tutti sopra, no, ero lì sotto, io sola lì sotto sul scantinato. E l'altra donna invece aveva la sua stanzetta di sopra perché l'altra donna l'aveva vista nascere, la signora. Era ancora la donna di servizio dei suoi genitori. In Sardegna? In Sardegna. Comandava lei, era come se fosse lei la padrona di casa, l'hai capito? Però la signora era a casa, non andava a lavorare per fare il bagnetto ai bambini, aiutare anche a dargli la pappa. Ma come ti trattava? Mi trattava bene, non mi dicevano mai niente, però era lei che era gelosa, hai capito? L'altra serva. Sì, perché è stata gelosa, perché quando, siccome io ero giovane, loro hanno insegnato a me ad andare a servire a tavola la gente alla sera. Allora mi hanno messo il grembiulino bianco, la cosa in testa, i guanti e mi ha insegnato a preparare la tavola e servire gli ospiti. E l'altra è stata gelosa matta. Perché prima toccava a lei? Perché andava lei, no? E lei non gli ha fatto comodo, allora ha cominciato a trattarmi male. Poi alla fine ho cominciato anche ad andare. Un giorno il capitano mi ha portato a casa da mia mamma, era un sabato, e dopo io la domenica sono venuta su col treno. E infatti scendevo a Porto Santi 40, da quella stazione là. Da Castagnole e da là sono andata a piedi in via Rentieri di Novara, non c'erano tutte le macchine, le case di adesso. E allora sono andata a piedi e lei nel frattempo è andata a dire alla signora che il capitano era innamorato di me, che io avevo 12 anni. Ha capito? È stata cattiva, però la signora l'ha capito che è stata una cattiveria. E allora le ha detto alla mia mamma, anzi no, ne avevo già quasi 14 ormai, perché dopo, ho fatto subito dopo, sono andata da piano. E le ha detto alla mia mamma che doveva mandarmi via perché la Maria era gelosa, sta Maria Bonaria. Ma ti faceva qualche proposta il capitano? Ma l'unica proposta che mi faceva è che quando gli pulivo le scarpe, prendeva le scarpe, le guardava sulla suola, va bene, se c'era polvere sotto dovevo dare il lucido anche sul sotto. E le camicie bianche stirate, ecco lei mi ha insegnato da lei mi ha insegnato anche a stirare le camicie da uomo, è là che ho imparato a stirarle bene le camicie, perché bisognava sempre... Il trucco per stirarle bene qual è? Il trucco per stirarle bene qual è? E prima bisogna stirare le maniche, dopo il corpo e ultimo il colletto. E il ferro da stiro com'era? Il ferro da stiro era di quelli non era ancora elettrico, era di quelli con la braccia ancora, sì, ancora di quelli là. Il ricordo che hai di quel periodo, com'è? Buono o cattivo? Ma... mezzo. No, è il ricordo della Maria che ho cattivo, ma loro due signori no, perché poi mi ha regalato anche un vestitino, però quando mi ha mandato via l'ha voluto indietro e la mia mamma me l'aveva fatto lei, però lei l'ha voluto indietro. Insomma erano taccagni abbastanza, insomma, come soldi. Non me l'ha lasciato, per dire, insomma.